Adesso è finita purtroppo la speranza, attendiamo una risposta esemplare dalla giustizia. Queste le prime parole della famiglia di Leonardo D'Amico, morto ieri mattina dopo un mese di agonia. Il 48enne di Sambuca di Sicilia, investito la mattina del 9 maggio scorso all'altezza del bivio di Contrada Maddalusa, lungo la statale 115, attraversata dalla quinta tappa del Giro d'Italia. Leonardo D'Amico quella mattina a bordo della sua motocicletta è stato travolto da un ex professore in pensione di Agrigento, Gaetano Gozzino, 70 anni, che dopo lo jogging voleva tornare a casa e dopo un alterco con il personale dell'ANAS che ha provato a fermarlo, si è introdotto all'interno del percorso interdetto al transito per il passaggio delle bike. Poche ore dopo il terribile incidente, la polizia stradale ha arrestato e posto ai domiciliari il settantenne per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali colpose. L'anziano, con dichiarazioni spontanee, ha ammesso le sue responsabilità. Nei giorni scorsi il suo avvocato ha chiesto la revoca dei domiciliari. Niente comizi ieri sera a Sambuca di Sicilia. Il sindaco Leo Ciaccio ha annunciato che nel giorno dei funerali ci sarà il lutto cittadino. Per noi è una grande perdita, dice il primo cittadino, perché Leonardo era un ambasciatore di Sambuca nel mondo. Con la sua gentilezza, con la sua cordialità, si faceva amare da tutti. Leonardo D'Amico svolgeva un'attività di commercio di servizi igienici di lusso e questo lavoro lo portava spesso in giro per il mondo. A Sambuca però tornava spesso, parlava benissimo l'inglese, aveva frequentato le scuole in America.